La Procura di Venezia ha affidato a un esperto informatico di Venice la consulenza tecnica per l'apertura della scatola nera, da cui dovrebbero emergere i video ripresi dalle 6 telecamere interne ed esterne dell'autobus guidato da Alberto Rizzotto. Si potrebbe dunque vedere esattamente quello che è accaduto prima e durante la tragedia sul cavalcavia di Mestre. E mentre si attende l'esito dell'autopsia, nei prossimi giorni potrebbero anche arrivare le prime iscrizioni nel registro degli indagati come atto dovuto, e in cui potrebbe anche comparire il comune, come ha dichiarato l'assessore Boraso intervenuto nella trasmissione Ring. Potrebbe finire tra gli indagati? Vabbè, ma non può essere come può essere per il sindaco, per me, per tutti i nostri uffici, e dovremo rispondere nelle sedi competenti che quel cavalcavia sia obsoleto, lo è nei fatti. Non è un caso che noi dal 2016, come siamo arrivati, abbiamo ereditato questo cavalcavia, abbiamo iniziato il monitoraggio, la valutazione tecnica, la definizione di quanti erano economicamente i soldi necessari per la messa in sicurezza e l'ammodernamento di questo cavalcavia. Circa 7 milioni di euro. Poi nel 2018, col crollo del ponte Morandi, Boraso chiese ulteriori verifiche. Controllare metro per metro i piloni di questo cavalcavia, come hanno fatto, e io ringrazio gli uffici che hanno controllato questo cavalcavia metro per metro. Poi è iniziata una lunga trafila burocratica che ha impedito di agire tempestivamente, anche perché, ribadisce Boraso, non bastava occuparsi solamente del guardrail. Il rifacimento totale di una banchina a norma per poter agganciare un guardrail di ultima generazione, certamente alle norme vigenti in questo momento. I piloni di questi cavalcavia non li ha mica fatti il Comune di Venezia, la proprietà di questi cavalcavia, non voglio farlo, è ancora dello Stato. Poi evidenzia: ce l'avevamo fatta perché da un mese il cantiere era aperto e delle imprese del nostro Veneto stavano operando seriamente per rimettere in ammodernamento, in sicurezza questo cavalcavia. Ma al di là delle responsabilità a cui l'assessore non ha intenzione di sottrarsi, nel cuore regna un immenso dolore. Io ho figli piccoli, ognuno, sono anche nonno, recentemente diventato nonno, mi lascio pensare se sia, ed è difficile togliersi dall'immagine, e dopo risponderemo tutte le sedi competenti, per carità.